Se da un lato, attraverso l'eliminazione da una parte delle tabaccherie e dei bar, si elimina quella quotidianità che ha favorito la diffusione del fenomeno della giocata, perché uno esce di casa e trova la slot machine, o trova il gratta e vinci, e trova la sala scommesse e va subito a giocare, mentre invece se ci fossero delle sale dedicate il processo sarebbe ovviamente più difficile. Però nel momento in cui si arriva a ben 18.000 mini casinò sul territorio nazionale, è evidente che non si va in una logica di riduzione drastica dell'offerta, ma tutto sommato di mantenimento dell'offerta stessa. Altro tema che doveva affrontato assolutamente a livello nazionale è quello della pubblicità. Come detto, sono state stabilite nel corso degli anni delle regole che riguardano soprattutto le TV generaliste, ma le TV a pagamento, per esempio, possono effettuare pubblicità del gioco d'azzardo liberamente. E allora quello che chiedo sempre è: si fanno delle campagne meritorie a livello locale, soprattutto nelle scuole, per sensibilizzare i ragazzi, le persone, ma è una battaglia impari quando poi uno vede la partita a televisione e prima, durante e dopo la partita c'è il messaggio che bisogna scommettere. È assolutamente impari la scelta. La tesi che sosteniamo come avviso pubblico, e ci sono delle proposte di legge in Parlamento ormai da tanto tempo, è quella di arrivare a una regolamentazione analoga a quella dei prodotti di tabacco, in cui ci sia un divieto di pubblicità, perché ovviamente la pubblicità è uno dei fattori che sicuramente amplifica la domanda. Ma, quando fu fatto, io me lo ricordo perché quando fu introdotto il divieto di pubblicità ci fu un gran clamore e si pensava che fosse una forma di limitazione della libertà individuale dei fumatori. A 20 anni di distanza, o 30 anni, ormai è un dato pacifico. Si dovrebbe arrivare a una forma di divieto integrale di pubblicità e incluse anche le sponsorizzazioni. Voi sapete che 10 società calcistiche hanno già nel proprio marchio il marchio di agenzie di scommesse, e la stessa nazionale di calcio ha attualmente un contratto, ha detto il Presidente che non lo rinnoverà, con un'agenzia di scommesse. È chiaro che se passano questi messaggi, tutte le iniziative nelle scuole o di sensibilizzazione a livello comunale ovviamente hanno un impatto decisamente. La dottoressa Sargenti ha illustrato la presenza importante della criminalità in questo settore. Ci sono delle proposte della Commissione Antimafia che ha lavorato a lungo su questo tema, si tratta di tradurle in un provvedimento di legge. Purtroppo si registra una scarsa sensibilità a livello parlamentare nel adottare queste misure, anche se c'è stato due risoluzioni da parte di Camera e Senato di approvazione della relazione della Commissione Antimafia. È uno dei 6 provvedimenti su cui Avviso Pubblico a dicembre scorso ha chiesto l'approvazione. 4 di questi sono stati approvati e siamo molto felici di questo, e questa attività di impulso ha comunque giovato all'approvazione di 4 importanti provvedimenti. Ne mancano 2, uno quello sui testimoni in giustizia, l'altro quello sul gioco d'azzardo. In particolare quest'ultimo sembra molto problematico che possa andare avanti.